di stare a godere di quello che Dio ha creato, la natura, e che noi possiamo veramente riconoscere tutta la creazione che è un regalo di Dio per noi. Apriamo le nostre Bibbie in Ebrei capitolo 4. Oggi vogliamo parlare tantissimo sul senso della consacrazione, della offerta, di avere una vita consacrata al Signore, non una vita mistica, ma di avere un Dio che veramente noi possiamo avere un rapporto come di un creatore con la creatura e sentire questo grande Dio. Ebrei capitolo 4, versetto numero 7, dice così: Dio stabilisce di nuovo un giorno, oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. E Dio ci parla tramite la sua parola. E questa parola del Signore, che quando ascoltiamo noi dobbiamo essere e lasciare che questa parola possa trasformare e guidare la nostra vita. Versetto 12 dopo dice che cosa è la parola. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midole. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Quando noi viviamo una vita di consacrazione, devo sapere che la parola do Signore, quando parla con me, è il Signore che parla con me, e è il Signore con lo Spirito Santo che lavora insieme in questa collaborazione. E è interessante che quando Gesù è andato al deserto, lo Spirito lo ha portato e la parola rivelava Gesù. Così con la nostra vita, questa intimità con Dio, devo sapere che è lo Spirito Santo che usa la sua parola a cambiare, a trasformare la mia vita, la nostra vita. E che noi possiamo sapere che questa parola è viva, che questa parola do Signore è efficace, che questa parola do Signore ha il potere per trasformare la nostra vita, e che noi possiamo sottometterci a questa potenza della parola do Signore. Tante volte noi cerchiamo un modo diverso, un Dio che ci parla, ma Dio já está parlando con noi tramite la sua parola. Preghiamo, iniziamo questo culto. Nostro Padre, vogliamo iniziare questo culto in adorazione a Te, in vita con Te. Un culto di adorazione e riconoscimento, un culto di offerta a Te. Siamo qua, oh Padre, questa mattina a vivere questa esperienza di adorazione e di gioia con Te, un'esperienza di vita con Te. Vogliamo, Padre, approfondire il nostro rapporto basato sulla Tua parola che già è stata rivelata a noi. E che questo culto, Padre, sia la nostra esperienza di vita con Te, di un riconoscimento, di una gratitudine. E avere, oh Padre, sulle nostre labbra o sorriso, la gioia, perché stiamo vivendo in Te e con Te. Veramente, tante volte viviamo dei momenti difficili, che tante volte domandiamo dove Tu sei, perché la nostra preghiera sembra che non arriva, ma Tu ci sei e Tu esaudisci, Tu ci rispondi. Tua grazia e Tua misericórdia, Padre, che questo culto possiamo godere con gioia in Te e solo per Te. Grazie, oh Padre, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen? Amen, Chiesa? Amen. Possiamo stare in piedi? Tu già hai dato un saluto, un abbraccio alla persona al tuo fianco o no? Tu se tu non conosci, come ti chiami, da dove vieni? Ossia, possiamo iniziare questo culto con la gioia, con un sorriso, vedendo che c'è il Signore con noi, il Signore in mezzo a noi. E che possiamo adorare e cantare lode e offrire la nostra lode e adorazione al nostro Dio. Cantiamo, adoriamo, e che questo primo cantico sia una dimostrazione della nostra gioia al Signore, perché questo è il tempo di lodare il Signore. Amen, lodiamo il nome del Signore questa mattina e ringraziamo a Te, Signore, per tutta la settimana di gioia, di benedizione, di lotte, ma anche di vittoria che il Signore ci ha dato. Amen. Lodiamo il nome del Signore. Gioia! Cantiamo! E do la gloria del Signore oggi qui, la sua mano e il suo potere su me, i cieli aperti oggi contemplerò, la sua gloria oggi qui scenderà. Alleluia, tuo nome, Signore. E do la gloria del
sua gloria la mia vita inondare. A sole mani e lo riceverò, loderò il suo nome, perché sento il suo potere su me. Vedo la gloria del Signore oggi qui, la sua mano e il suo potere su me, i cieli aperti oggi contemplerò, la sua gloria oggi qui scenderà. Vedo la gloria del Signore oggi qui, la sua mano e il suo potere su me, i cieli aperti oggi contemplerò, la sua gloria oggi qui scenderà. Voglio vedere adesso il suo potere, la sua gloria la mia vita inondare. Alzo le mani e lo riceverò, loderò il suo nome, perché sento il suo potere su me. Voglio vedere adesso il suo potere, la sua gloria la mia vita inondare. Alzo le mani e lo riceverò, loderò il suo nome, loderò il suo nome, loderò il suo nome, perché sento il suo potere su me. Alleluia! Ho paura, non voglio perdere, di non sono degno di quello che hai per me. Con la tua forza, oh Dio, timore non avrò, so che il debole farai vincitore. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa, affronterò i giganti con fiducia in te. Un piccolo pastore, tu hai fatto re, la mia vita io consegno a te, Signore, e insieme a te, senza paura, vittorioso sono nel nome del Signore. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa, affronterò i giganti con fiducia in te. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa, affronterò i giganti con fiducia in te. Alzerò la voce, griderò, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, Gesù, alzerò la voce, griderò, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa, affronterò i giganti con fiducia. Tutti insieme. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa, affronterò i giganti con fiducia in te, affronterò i giganti con fiducia in te. Aplaude al Senhor. Glória ao teu nome, Senhor.
Affronterò i giganti con fiducia in te. È il Signore che ci dà la lotta e ci dà anche la vittoria. Questa mattina che tu sei qui, potevi essere in un altro posto a fare chissà che altre cose, no? Prendere sole, mare, ma il Signore ci chiama per la sua adorazione. Anche il desiderio di lodare il Signore viene nel tuo cuore, perché c'è lo Spirito Santo di Dio che mette nel tuo cuore il desiderio di lodare il suo nome. Alleluia. Allora cantiamo e lodiamo il nome del Signore, perché Lui è degno di ogni lodi e di ogni onore. Vedo che la vittoria del Signore sta arrivando qua in mezzo a noi. La Chiesa si fidò, la Chiesa profetizzò e la vittoria venne nel nome del Signore. Tutta la Chiesa, Vedo che la vittoria del Signore, tu credi in questo? sta arrivando qua in mezzo a noi. E io ho fiducia in te, Signore. La Chiesa si fidò, la Chiesa profetizzò e la vittoria venne nei nomi del Signore. Questa casa sarà chiamata casa di preghiera. Questa casa sarà chiamata casa di lode. Ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Vedo Dio presente in mezzo a noi, Alleluia. operando nei nostri cuori. Non possiamo mai dubitare, dobbiamo in Lui riposare, e la vittoria è nostra nel nome del Signore. Questa casa sarà chiamata casa di preghiera. Questa casa sarà chiamata casa di lode. Ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Che Gesù Cristo è il Signore. Che Gesù Cristo è il Signore. Signore nostro Dio, possiamo già sentirsi non soltanto, oh Dio, in questa lode la tua presenza, Signore, ma la tua presenza fisica notevole qua tra di noi, Signore. È così che vogliamo averti nelle nostre vite, Signore. Non solo in questi momenti qua dove siamo riuniti nel tuo nome, nel nome del tuo Figlio Gesù, Signore, ma che sia così sempre, Signore, nella nostra vita, perché tu sei la nostra gioia, tu sei la nostra preghiera, tu sei la nostra vittoria, Signore, perché tu sei il nostro Dio, tu sei il nostro Signore, Signore. Preghiamo a te, oh Padre, che la tua parola in questa domenica, Signore, venga
direttamente, Signore, ai nostri cuori, Signore. Parla con noi adesso, non soltanto adesso tramite la lode, Signore, però tramite la tua parola, Signore. Nel nome santo di Gesù è la nostra preghiera, Padre. Amen e amen. Glorioso Re dei Re, vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà. C'è luce intorno al Re, la voce sua si udrà, il male tremerà, il male tremerà. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio.
il nostro Dio grande, il nostro Dio meraviglioso, Padre. Ricevi la nostra adorazione, ricevi, Signore, l'adorazione della tua Chiesa e conduci, Signore, la vita del pastore. La tua parola tramite lo Spirito Santo di Dio possa veramente fare trasformazione questa mattina. In nome di Gesù. Amen. Sei stato benedetto questa mattina? Ok, possiamo finire il culto e andare a casa? Più o meno. Quanto è prezioso adorare, cantare, manifestare questa lode al nostro Dio, questo grande Dio. Bambini, sotto già 11 anni potete andare indietro, c'è lavoro con voi, scuola biblica, ok? E se sei un bambino sotto 11 anni, se tu sei un bambino sotto 40 anni anche puoi andare, se ti senti un bambino sotto 80 anni anche tu puoi andare. Se sei a casa, tu non puoi andare. Ok, quanto è prezioso adorare il nostro Dio, cantare, offrire lode al nostro Dio, quanto è ricco e prezioso vivere questa esperienza. Chi ha creato la musica? Dio. E dobbiamo manifestare questa lode e adorazione a Dio tramite la musica, le canzoni, e questo è meraviglioso, è Dio che si rivela nei nostri cuori. Quando stavo cantando questo cantico di Davide, di Mosè, di Daniele, eu stavo pensando, no, la stessa coisa che abbiamo pensato a Belluno. Quale tu preferisci? Affrontare un gigante, molto più grande di te? Affrontare dei leoni? O camminare con un popolo che si lamenta per 40 anni in un deserto? Quale che tu preferisci? I leoni? Tu preferisci leoni? E tu? E tu a casa? Tante volte nós vogliamo cantare questo grande Dio, questo grande Dio, questo grande Dio, mas nós não vogliamo affrontare i leoni, nós não vogliamo affrontare i giganti, nós não vogliamo affrontare un popolo che si lamenta per 40 anni, nós não vogliamo questo, nós vogliamo soltanto o grande Dio, no? La Chiesa lo sa che sto passando un momento molto delicato con la mia famiglia in Brasília. Eu sempre dico, è la storia più difficile di tutta la mia storia e è da piangere veramente. Questa settimana le lacrime sono uscite tante volte e ha detto Caio, forza, não é semplice. E è quel momento che tu cominci a ricordarsi di questo grande Dio. E quel momento che cosa noi facciamo con questo grande Dio? Inseriamo dentro di una scatola e diciamo, tu non sei capace. E io confesso, non c'è nessun problema di confessare i peccati. Io, pastore, in quel momento, questo lunedì, martedì, mercoledì, stavo pensando, Dio, dove tu sei? Perché sembra che la preghiera non va, ma io so che c'è un grande Dio che farà ancora un miracolo. Io so che c'è un grande Dio. E è questo grande Dio che noi dobbiamo adorare e consacrarsi. E è questo che vogliamo camminare questa mattina, della consacrazione a questo grande Dio, il nostro grande Dio. Leggiamo Luca 5,8. Luca 5,8. Se tu non sai dove è Luca, già ho lasciato qua. Simon Pietro, veduto ciò, che si gettò ai piedi di Gesù, dicendo, Signore, allontanati da me, perché sono un santo, un perfetto. Così che lui ha detto, io sono un peccatore. Nostro Padre, vogliamo comunicare, parlare, ascoltare, sentire e vivere l'esperienza con lo Spirito Santo. Con il tuo Santo Spirito che ti guidi, oh Padre, che rivela quello che è tuo. E che possiamo sentire la tua rivelazione nella tua parola, nel nostro cuore, oh Padre, ad obbedire quello che è tuo. Misericordia e grazia nel nome di Gesù. Amen, Signore. Che cosa fece Pietro quando ha avuto un incontro con Dio? Con Gesù o con Dio? Si gettou ai piedi. Qual è la frase che lui usa? Perché io sono un peccatore. E è su questo brano che vorrei camminare questo messaggio oggi, l'interesse e l'importanza di vedere che quando ho un incontro con Dio, io mi sento un peccatore. Quando ho un'esperienza con Dio, mi sento un peccatore. E noi viviamo oggi, purtroppo, la gente oggi che
ha perso la potenza della parola del Signore, la gente ha perso la grandezza della parola del Signore, sta vivendo una fede, una religione molto mistica, sta cercando di vivere un sincretismo religioso, dove inserisce tanti riti delle altre religiosità, ma sta perdendo di vivere una esperienza con il Signore, con la parola del Signore, una esperienza con Dio che trasforma. Tante volte nós inseriamo delle credenze diverse per avere un contatto con Dio e non stiamo vivendo la semplicità di una vita con Dio, la semplicità di un camminare con Gesù, di una semplicità come Pietro, che cosa fa? Io sono un peccatore. Ossia, noi dobbiamo ritornare alla semplicità, alle cose semplici della fede che i nostri apostoli hanno vissuto nella storia. Quando la parola do Signore se diventa preziosa per noi, io riconosco quanto peccatore io sono. C'è una storia che noi conosciamo, soprattutto gli insegnanti della scuola biblica, la storia di Chilchia. Chi era Chilchia? Chi si ricorda chi era Chilchia? Chi era Chilchia? Chi era Giosia? Ah, questo lo ricordo, pastore. Che cosa Giosia ha chiesto di fare? Andare al? Tutta la chiesa, a scuola biblica, per favore, adesso di là. Che cosa Giosia aveva chiesto di fare? Andare al tempio per fare una pulizia, perché era un disastro. Chilchia era o sommo sacerdote. E che cosa lui ha trovato nel tempio? Qualcosa che era abbandonata. La parola di Dio. Sì. Chilchia ha trovato la parola del Signore. La parola che era abbandonata. In quel momento, quella parola abbandonata, lui porta a Chilchia, a Giosia. Che cosa fa Giosia quando vede la parola del Signore? Pastore, sta facendo tante domande difficili oggi. Qual è la tua musica dell'artista favorito? Questo tu conosci, no? Una musica non è anche cristiana, questo tu lo sai bene, no? Ma Giosia, il re, si straccia le vesti davanti alla parola del Signore. Io sono sicuro che nella tua casa tu devi avere almeno 15 Bibbie. Sì o no? Sul telefonino, cartacea, sul computer, tu hai un sacco di Bibbie a casa. Ma será che stai leggendo? Será che questa Bibbia, questa parola del Signore sia diventata nella dimenticanza umana da casa mia? E questa parola che non si rivela più mi porta a essere un cristiano molto debole. E noi stiamo perdendo questo contatto com o Signore. Un re Giosia che davanti alla parola si straccia le vesti. Un Pietro che davanti a Gesù, che era Dio, si indignou, che dice che è peccatore. Oggi noi abbiamo una generazione che comincia a esigere da Dio i suoi diritti. Non so se avete percepito la differenza. Perché quando eu estou davanti ao Signore, quando estou davanti a Dio, quando estou davanti alla parola, l'unico atteggiamento che eu posso avere è stracciare le mie vesti e riconoscere che eu sono un peccatore e che eu non sono degno. Ma noi stiamo vivendo una generazione che è stata creata forse per un sbaglio delle chiese, dei pastori e dei leaders, una generazione oggi che sta esigendo le cose del Signore e che sembra che ha il diritto delle cose del Signore. E nós stiamo perdendo o senso della umiltà. E la parola do Senhor hoje não é a parola que guida a minha vida. La parola do Senhor é diventata uma parola. La grandezza do Senhor hoje não c'è più. La ricchezza do Senhor não c'è più. Sembra che o incontro com Dio é como se fosse andar a um bar e fare um encontro com um amigo. Dio é meu amigo, Dio é meu Padre, mas Dio é santo. E como a Bíblia diz, é 3 volte santo, santo, santo. E quando eu riconosco que Deus é santo, 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 eu reconozco que eu sou um miserável pecador que eu sou. E a parola do Senhor hoje eu lego e não produz em mim nenhum efeito. Sembra que eu, não, sono eu que devo ensinar a parola, não a parola a mim.
Eu me ricordo quando mi sono convertito, uno dei primi testi biblici che ho messo in memoria. E quando facciamo lo studio per i battesimi, è una delle prime lezioni parla di questo testo biblico. Chi si ricorda di questo brano che parla Salmo 119, 105? Chi si ricorda? La tua parola è? Che cos'è? È una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Chi ha imparato questo testo quando si è convertito? Solo io, tante volte. Abbiamo imparato questo testo, la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Abbiamo imparato perché per camminare io devo obbedire alla tua parola. E oggi la gente che cosa vuole? Un'altra parola. La parola do Signore è unica, è completa. La gente oggi sta prendendo decisioni basate sui propri cuori, basate sulle proprie emozioni, basate sul proprio ragionamento. E la parola do Signore è trascurata. Io davanti alla parola do Signore devo ricordarmi di un re che si straccia le vesti. Io devo ricordarmi di un Pietro che si inginocchia. Io devo ricordarmi la potenza di questa parola che deve trasformare e cambiare il mio modo di essere. Proverbi 30, versetto 6 dice così: non aggiungere nulla alle sue parole, perché egli non ti rimproveri e tu sia trovato. Se io non sto seguendo la parola del Signore, la parola dice che io sarò un bugiardo. Io non posso aggiungere. Al Signore mi ha detto. Che cosa il Signore ti ha detto? Io ho avuto un'esperienza che il Signore mi ha detto questo. Scusa, io non conosco questo Signore. Il mio Signore che mi ha detto si rivela nella sua parola. La mia vita consacrata al Signore, io mi sottometto alla sua parola e questa parola ha l'autorità su di me e la sua parola io credo che è una parola completa. Quando eu comincio a dire, o Signore mi ha detto, eu estou vivendo uma vida mística, uma vida religiosa, um secretismo religioso, um pluralismo religioso, dove eu inserisco um saco de coisa, dove non è o vero rapporto com o Signore, e comincio a dire che o Signore mi ha detto, mas se o Signore te dice qualcosa che non è rivelata nella parola, chi è o bugiardo? O Signore non è bugiardo. Perciò eu devo seguire aquilo que o Signore mi ha detto. E o nosso problema místico é quando nós cerchiamo delle esperienze più mistiche oppure qualcosa soprannaturale, invece di vivere con Dio, invece di vivere quello che Dio già ha rivelato. Tu credi che la parola do Signore è completa? Perché che tante volte sto cercando un'altra parola? Perché che sto cercando che il Signore mi dica qualcosa diverso della sua parola? La parola do Signore è completa. Io sarò una persona che vivo la santificazione quando la mia vita è consacrata al Signore. Noi cerchiamo una conferma di Dio, il nostro modo di pensare, cerchiamo una conferma di Dio d'accordo al modo che io ragiono e Dio dice no, è la mia parola che ha l'autorità. E noi stiamo trascurando quello che Dio ha rivelato. La parola del Signore è la rivelazione completa. È la rivelazione completa. La consacrazione è quando la mia intimità con il Signore, io mi sottometto alla vera e unica rivelazione del Signore. Nella consacrazione io mi vedo un grande peccatore davanti a Dio. È lì che esiste la mia consacrazione. È lì che adesso io comincio a camminare per 40 anni con il deserto. È lì che io vado con i leoni. È lì che io affronto un gigante. È lì che io mi sottometto al Signore. Perché se io non sono pronto a affrontare i giganti e dire che questo mio Dio è grande, io non mi sottometto a quella guida del Signore. Perciò quando sto cercando qualcosa di nuovo, sto trascurando la grandezza del Signore e sto dicendo, Signore, quello che tu hai rivelato non è completo. Quando sto cercando qualcosa di nuovo, sto dicendo, Signore, io lo so più di te. Quante volte abbiamo cercato di insegnare Dio? Quante volte abbiamo cercato di spiegare a Dio certe situazioni? Quante volte cerchiamo di giustificare certe situazioni e noi stiamo perdendo la consacrazione al Signore? Perciò quando mi consacro al Signore, ci sono 4 cose che succedono nella mia vita. Umiliarsi, offrire, obbedire e servire. E il primo punto sta in questo testo che abbiamo letto, Luca 5,8. Quando veramente ho un incontro con Dio, esiste umiliarsi. Signor Simon Pedro, veduto ciò,
Tutto ciò si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontana-te da me perché io sono un peccatore. Che cosa produce una intimità con Dio? Che cosa produce in me una intimità con Dio? Io riconosco i miei peccati. Quando sto in intimità con Dio, io mi sento la persona più peccatrice che esiste, un grande peccatore. Quando ho intimità con Dio, la conseguenza è una: io sono un grande peccatore. Pietro riconosce questo. La mia intimità con Dio produce il mio senso di quanto peccatore io sono davanti ao grande Dio. La persona mistica, quando ha un'intimità con Dio, si sente la persona più perfetta e più giusta, perché io ho intimità con Dio. Ma quando ho intimità con Dio, io vedo la sua santità, la sua grandezza, la sua potenza. Questa ultima settimana abbiamo lavorato di tanti attributi di Dio. Un Dio che può tutto, un Dio che sa tutto, un Dio che conosce tutto, un Dio pieno di misericordia. Abbiamo lavorato tutta questa settimana su queste caratteristiche di Dio e tante altre che vedremo ancora nella prossima settimana di meditazione. È stato molto interessante che questa settimana, quando lunedì ho vissuto quell'esperienza molto triste, io dovevo fare una meditazione. Qual era l'argomento che si ricorda? Che abbiamo inserito dopo martedì? Un Dio che può tutto. Voi non potete immaginare il mio conflitto in quel momento facendo quella meditazione. Io preparando uma meditazione di un Dio che può tutto e vedendo un disastro intorno a me e io facendo: Dio, tu puoi tutto. Sembra che pastore è una persona fora di questo mondo, né? È dell'altra terra, dell'altra galassia, non lo so. Ma in quel momento Caio umano stava facendo una meditazione e cercando di portare a un popolo, a una chiesa, a una gente che noi abbiamo un Dio che può tutto. E voi non potete immaginare o conflitto che eu estava vivendo mentre facevo quel messaggio. Se eu vivesse per sentimento, che cosa eu facevo in quel momento? Scusa, ma io cambio l'argomento. Non posso. Eu devo sottomettermi a quello che Dio mi insegna. In quel momento stavo facendo la meditazione e la persona che stava ascoltando quella meditazione, chi era? Io. Era io. Eu stavo insegnando a me stesso a avere un Dio che può tutto. Sottomettersi ao Signore, consacrar-se ao Signore. E nel momento della tua difficoltà, tu devi ubbidire. Tu devi credere, inserire la fede in quello che nella parola è stata rivelata. Non era una coincidenza, era Dio che mi ha dato quell'argomento quel giorno. Perché in questo periodo adesso è il pastore Sandro che ha scelto gli argomenti. In quel momento era per me. È una scelta divina. E quando il Signore ci parla, è perché Lui vuole una trasformazione nella nostra vita. Ma in quel momento dovevo riconoscere che cosa? O quanto peccatore io sono, o quanto debole io sono, o quanto dipendente della potenza di Dio io sono. È quel momento che io devo mettere le ginocchia per terra e mettere la faccia per terra e riconoscere: tu sei il Dio che può tutto. Un incontro con Dio, io riconosco quanto io sono debole. Perciò davanti alla gloria di Dio mi vedo quanto peccatore io sono, davanti alla gloria di Dio mi vedo quanto miserabile io sono, davanti alla gloria di Dio io mi vedo quanto piccolo io sono. Una persona consacrata ao Signore riconosce davanti a Dio che non è niente, è solo la misericordia, la grazia di Dio. O místico pensa che davanti a Dio si sente giusto, ha un privilegio e si sente meglio degli altri. Un consacrato va per terra. Consacrar-se ao Signore é morire a se stesso e fare ciò che Dio chiama a fare. Il consacrato è dire: Signore, sono qui. O consacrato è andare in ginocchia davanti ao Signore e dire: allontana-te da me, perché io sono un grande peccatore. E è interessante che Paulo, quando si consacra ao Signore, comincia a predicare a un gruppo di persone che lui stava combattendo. Pietro, quando si consacra ao Signore, è andato ai gentili a predicare il Vangelo a un popolo che lui rifiutava.
Mosè, davanti ao Signore, ritorna all'Egitto dopo 40 anni a un luogo dove lui non voleva andare. Una persona consacrata, quando ascolta la parola do Signore, comincia a fare le cose che aveva rifiutato prima. Una persona consacrata obbedisce, si sottomette alla parola do Signore e comincia a fare delle cose che era pazzia prima. Quando è stata l'ultima volta che tu hai cominciato a fare delle cose che per te tu hai detto no, mai più? Eu penso que eu já condiviso com a Chiesa. A casa minha, io e Assi, questa espressione abbiamo cancellato, perché ogni volta che io e lei abbiamo detto mai più, subito dopo o Signore che cosa ha fatto con noi? Una grande risata. Mai più Caio e Astrid, venite qua adesso. Mai più sono io che comando la vostra vita. Sono io, Signore. Così quando succede questa frase, è finito, mai più, io e lei cominciamo a ridere uno con l'altro perché sappiamo che tra poco succederà. Il Signore fece questo con Paolo, fece questo con Pietro, fece questo con Mosè e farà questo con te, se tu vuoi essere consacrato al Signore. Quando tu sarai pronto a dire mai più, è lì che il Signore comincia a vedere se tu sei consacrato al Signore. É? Vieni qua. Cominciamo a discutere, vediamo chi vince. E chi vince in una battaglia con il Signore? È sempre Lui. Se tu vuoi essere consacrato al Signore, comincia a pensare che il Signore vuole fare con te, usare la tua vita in quello che tu pensavi che tu non potevi fare più. È questo il nostro Dio. Le mie decisioni umane sono finite, perché io mi umilio. Le mie decisioni, il mio ragionamento umano sono finiti, perché adesso eu mi umilio davanti ao Signore. Eu suporto la nuova realtà, eu suporto adesso la nuova chiamata com o Signore. Solo io e Astrid abbiamo vissuto questa esperienza di mai più e dopo stavano là. Solo io e Astrid? O c'è qualcuno in più? Ok, Daniel, ok. Grazie, non siamo da soli. Quando esiste la consacrazione, io riconosco quanto piccolo io sono. Io mi umilio. E il Signore adesso comincia a lavorare nella nostra vita. C'è un'altra storia bellissima, un altro personaggio. Isaia 6, 1, 3, 5 a 8. Ho fatto un riassunto di questo capitolo qua. Nell'ultimo anno della morte di Usia, vide il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato. Lui ha visto il Signore, sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. L'uno gridava all'alto, diceva: Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Allora io dissi: anch'io sono santo, anche io. E cosa che ha detto Isaia? Che cosa ha detto Isaia? Guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo delle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le molle dell'altare, e mi toccò con esso la bocca. Questa preghiera io faccio quando eu ascolto un credente dicendo una parolaccia, ok? Quando eu vedo um credente dicendo uma parolaccia, eu digo: Signore, che quello carbone acceso possa andare sulle labbra di quello che ha detto quella parolaccia per finire con questa parolaccia, ok? Amém? Da oggi in poi qualche parolaccia tua verrà un carbone acceso sulla tua bocca e finirà. Alleluia! Ok, vediamo, non sono tanti molto d'accordo con me. Mi toccò con esso con la voce, mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta, il tuo peccato è espiato. Poi udì una voce del Signore che diceva: chi manderò? E chi andrà per noi? Allora io risposi. Che cosa dice Isaia? Eccomi. Che cosa dice Isaia? Manda me. O incontro com Dio produce due cose importanti. Quando esiste la consacrazione. O incontro com Dio, io dico: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure. Quando esiste la consacrazione, esiste questo. Quando esiste la consacrazione, esiste l'altra risposta di Isaia: eccomi, manda a me. Lui non ragiona se c'è economicamente stabile, se può, se non può, se c'è capacità, se c'è talento. No!
Lui riconosce che questo santo, santo, santo Dio, questo grande Dio che abbiamo cantato, è Lui che potrà usare la sua vita alla gloria di Dio. Quando abbiamo questa esperienza di camminare com o Signore, io vedo i miei peccati, io vedo la mia impurezza, e adesso eu mi offro ao Signore perché io so che Lui mi ha purificato e userà la mia vita. È la esperienza di fede. E tante volte la gente, pastor, eu não ho talento, não ho capacità. Se tu hai o cuore consacrato, Signore, Dio userà la tua vita. Questa settimana stavo parlando com uma pessoa e questa persona mi ha detto, Pastore Caio, estou adesso in questa responsabilità, ma io sento la persona più incapace che c'è. Io ho detto, alleluia, adesso Dio userà la tua vita. Ma tu hai un amore per la Chiesa di Dio che è incredibile. Questo ce l'ho, pastore. Dio userà la tua vita. Se tu ti senti capace, se tu ti senti, ma se tu ti senti la persona più incapace, ma tu ti sei consacrato ao Signore, è questa storia di Isaia. È interessante che Isaia ha cominciato a predicare e ha passato anni e anni senza che una persona si convertisse. La storia di Isaia non è una storia semplice, predicava se convertiva. Puoi immaginare anni e anni e anni e nessuno si convertiva? Ma Dio ha usato quella storia, quella persona a fare le cose fino a oggi, a cambiare la nostra storia. Quando eu vivo la consacrazione al Signore, io decido di obbedire al Signore perché mi sento piccolo. Sono io questo piccolo, sono io che sto davanti a questo grande Dio. Quando esiste la consacrazione davanti al Signore, io riconosco che il peccatore sono io. Le labbra impure sono le mie. Sono io adesso che ho bisogno della purificazione, della santificazione. E Dio purifica, santifica Isaia adesso. È con te. Eccomi. Eccomi. Tu sei pronto a dire, eccomi Signore, fai di me quello che tu vuoi? Nós stiamo perdendo di cercare la gloria do Signore, stiamo perdendo di cercare un Dio 3 volte santo. Quando è stata l'ultima volta che davanti al Signore tu sei riconosciuto un grande peccatore? Quando? Quando è stata l'ultima volta che tu hai letto la parola di Dio e tu hai detto, è profonda, è forte per me, e sono venute le lacrime? Quando è stata l'ultima volta? È questa la consacrazione. Io leggo la parola del Signore e questa parola mi colpisce, mi trasforma. È questo cantare gloria ao Signore, qua grande è il nostro Dio. Questo cantico cambia la mia storia, perché io mi consacro ao Signore. Nós stiamo cercando più le cose del mondo, cercando di più le cose del nostro mondo, e stiamo perdendo di vedere la gloria del Signore. Nós stiamo inserendo un Dio quasi umano nella nostra storia. Nós stiamo perdendo di vedere o grande Dio. Quando eu me sinto uma pessoa meglio degli altri, mi manca intimità com o Signore. Quando eu me sinto uma pessoa capaz de fare le cose, mi manca intimità com o Signore. Quando eu me sinto uma pessoa giusta, manca intimità com o Signore. Quando eu me sinto uma pessoa que più in grado degli altri, mi manca intimità com o Signore. Perché quando eu ce l'ho intimità con o Signore, guai a me, perché sono una persona di labbra impure. Ma Signore, tu mi hai purificato. Eccomi qui, invia a me. La gente sta perdendo o senso do grande Dio, di questo Dio santo. Nós dobbiamo vedere Dio faccia a faccia. Ma quando stiamo vedendo Dio faccia a faccia, per confrontare con quanto peccatore io sono. Tu sei un grande peccatore. Io sono un grande peccatore. Quando eu canto queste canzoni, io riconosco questo grande Dio e quanto piccolo io sono. Perciò io só posso offrirmi al Signore e vivere questa offerta di consacrazione se io riconosco che la mia vita adesso è in sacrificio gradito al Signore. La mia vita deve essere sacrificio. Quanti di noi potevamo adesso essere in montagna, in spiaggia, a casa, ma abbiamo fatto un sacrificio gradito al Signore. E è qua per il Signore. Tu sei qua per il Signore? La tua vita è un'offerta per il Signore. Offerta è un sacrificio, è la mia morte. Prossima storia di Pietro. Já abbiamo parlato un po', ma c'è un'altra storia di Pietro. Atti 10, 15, 28 e 29. La voce parlò na seconda volta, le cose che Dio ha purificato, non farle impure, non farle tu impure. Disse loro, voi sapete come non sia lecito a un giudeo avere relazione con straniero,
o entrare a casa sua, ma Dio ha mostrato che nessun uomo deve essere ritenuto impuro o contaminato. Perciò, essendo stato chiamato, sono venuto senza fare obiezioni. Com'era questa storia di Pietro, chi si ricorda? Lui non voleva andare a casa di un non giudeu. E Dio ha fatto quella esperienza con lenzuola pieno di animali che ai suoi occhi erano impuri. E Pietro che cosa diceva? No, no, no. E Dio, adesso tu andrai a casa di quella gente che tu hai rifiutato. Quando ho incontro con Dio, io obbedisco. E come abbiamo parlato prima, obbedisco in quello che io non volevo fare. Pietro non voleva fare questo. Perciò quando ascoltiamo questa parola del Signore, non è per soddisfare il mio ego. La parola del Signore è per cambiare la mia persona. La parola del Signore non è per, Signore mio pastore, nulla mi mancherà. È anche, ma la parola del Signore è per trasformare il mio comportamento a essere più consacrato a Lui. Perciò che la parola del Signore deve guarire la mia anima, la parola del Signore deve bruciare nella mia vita, la parola del Signore deve proteggere la mia storia, la parola del Signore deve trasformare la mia vita in modo che io possa avere un sapore diverso. La parola del Signore arriva a Pietro in un'area che lui non voleva obbedirle, e il Signore si rivela e parla con lui. E quello lenzuola, quello animali, il Signore si rivela a lui. E adesso lui che cosa doveva fare? Só c'era una storia per Pietro adesso. O obbedire o obbedire. O consacrarsi o consacrarsi. Pietro non poteva fare l'altra cosa. Quando il Signore si rivela a noi, io devo obbedire al Signore in quello che io non voglio fare. Tu hai paura del Signore in una rivelazione così? O solo io? O solo io che ho tante volte, Signore? E il Signore dice lì, Caio, tu hai deciso? Se tu sei consacrato a me, adesso ti farà una nuova storia. L'obbedienza diventa normale per me quando esiste questa consacrazione al Signore. Adesso obbedire al Signore non è un peso, è una gioia, perché c'è la consacrazione. E quando esiste questo umilhar-se, offrire e obbedire, adesso eu comincio a capire o senso di servire al Signore. Eu não posso humilhar-me, offrire e obbedire al Signore se eu não estou servindo le persone. É interessante que Mosè era com a gente. Interessante que Pietro era com a gente. Interessante que Paulo era com a gente. Interessante que tutti i personaggi che hanno vissuto questa esperienza con il Signore stavano camminando con la gente. E il Signore ci porta a servire alla gente, alle persone. Quando esiste una esperienza di consacrazione, il Signore sta dicendo, va in mezzo al mio popolo, alla gente. E è lì che tu comincerai a fare l'opera. È questa storia di Paolo, di Pietro, di Mosè, di Isaia, che sono andate alla gente. È la nostra storia di consacrazione al Signore. Che cosa oggi tu stai resistendo al Signore? Se tu stai resistendo al Signore, la tua vita è molto più mistica. Ma se tu stai consacrando al Signore, tu stai vivendo una vita di consacrazione a quello che Lui vuole della tua storia. Seconda Re 22:11. Quando il re udì le parole del libro della legge, si stracciò le vesti. Giobbe 42:5-6. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Perciò mi ravvedo, mi pento, dove? Dove? Sulla polvere e sulla cenere. Quando mi consacro al Signore, stracciare le vesti, mi ravvedo sulla polvere e sulle cenere. Il mistico, quando ha un incontro con il Signore, sale su un trono e vuole tutta la gloria e onore a Lui. Una persona consacrata al Signore straccia le vesti, va sulla cenere, va sulla polvere, si umilia. È il Signore che esalta dopo. Consacrarsi al Signore è questa esperienza. Perciò che Mosè, quando si consacra al Signore, va a camminare in mezzo a un popolo. Pietro vai cominciare a camminare in mezzo a un popolo non giudeu, che lui non voleva. Paolo è andato a camminare con quello che lui perseguitava. Isaia è andato a camminare in mezzo alla gente per predicare il messaggio.
E tu? Se tu sei consacrato al Signore, comincia a vedere la gente che tu deve stare in mezzo a consacrarsi al Signore. Eu não posso vivere una vita consacrata al Signore nella mia camera, a casa mia, nel silenzio. La mia consacrazione è in mezzo alla gente, per servire, umiliarmi, ubbidire, offrire. La tua vita já è offerta al Signore? Tra pouco estaremos celebrando dei battesimi. E tante persone hanno detto sì a Gesù, ma è iniziato una storia di offrire a Gesù. Ma dopo l'offerta sarà più grande. Io posso cantare questo grande Dio dopo un'esperienza con leoni, con Goliat, un'esperienza con la gente per 40 anni. È lì che io conoscerò il grande Dio. Preghiamo. Tu sei consacrato al Signore. Come sta la camminata in mezzo alla gente? In mezzo alla gente. Sei consacrato al Signore. Mosè ha accettato una sfida che lui non voleva. Pietro ha preso una sfida che lui non voleva. Paolo ha preso una sfida che lui non voleva. Isaia ha cambiato una storia per qualcosa che lui non aspettava. E tanti altri personaggi. E la tua vita? Il consacrato al Signore, lui fa di qualcosa di straordinario. E è proprio quello che io non volevo. Ma il consacrarsi è per cambiare una nuova generazione. Io avrò la potenza del Signore. Io avrò la capacità del Signore per influenzare una generazione che sta morendo. Nosso Padre, consacrar-se a Te è sottomettersi, ó Padre, alla Tua volontà. Consacrar-se a Te, ó Padre, è permettere che la Tua parola abbia sempre l'autorità e il potere per trasformare la mia vita. Non posso continuare lo stesso dopo la lettura di una parola. Lâmpada per i miei piedi è la Tua parola. È una luce per il mio camminare. È la Tua parola che mi porterà alla luce, ao prosperare. Quando Giobbe ha detto quello testo, ha scritto, ha parlato, che si ravvedeva sulle ceneri, sulle polveri, perché lì lui ha avuto un'esperienza con te. Hai conosciuto un Dio che può tutto. Grazie, Padre, per la grandezza e la ricchezza della Tua parola, che è viva, è efficace. E come abbiamo letto all'inizio, Padre, che il nostro cuore non possa essere indurito, ma che possa essere plasmabile a Te, trasformato da Te. Ubbidirti, offrirti, consacrarsi a Te, servirti. Che sia questa la nostra, la mia storia. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Tu voglia offrirti al Signore o avere una vita mistica? La decisione è tua, nella tua obbedienza, nella tua offerta, nella tua consacrazione. Amém, Chiesa? Já fatto un sorriso alla persona al tuo fianco? Já fatto un buongiorno alla persona? E já hai detto che possiamo essere sempre consacrati al Signore, a seguire quella strada che il Signore ci ha dato come sfida. E questo che è prezioso. Amém? Possiamo offrire al Signore? Qual è il cantico? Fiducia. Ok. Se tu vuoi affrontare i giganti, se tu vuoi affrontare un Goliat, i leoni,
o camminare per il deserto, puoi stare in piedi e cantare questo cantico con fiducia che il Signore è con te e con noi. E il Signore sta preparando dei leoni, dei giganti di un grande deserto per una grande conquista, per una grande vittoria. È questo che il Signore sta preparando per noi. Offriamo, sono le offerte, le decime. Emanuele, può passare quello grafico che abbiamo preparato questa settimana? Esatto. Noi già questo mese, fino al venerdì, già abbiamo raggiunto il 59% di tutte le nostre spese, ok? Abbiamo ancora bisogno di 41% per pagare ancora, e noi stiamo formando adesso la Chiesa in questo modo, ok? I percentuali, così già siamo arrivati a quasi 60% e che noi possiamo continuare a mantenere la nostra responsabilità in questo servizio. E questo è per tutte e tre sedi, ok? Non è solo per Treviso, è Treviso, Belluno e Conegliano. Tutte queste tre sedi già siamo riusciti a arrivare a 59%, è un bel traguardo e che noi possiamo camminare in questa storia, ok? Che Dio ci benedica. Cantiamo fiducia e offriamo con gioia. Ma Aline qua è offerta missionaria perché noi offriamo a Nossa Senhora. Sono degno di quello che hai per me. Con la tua forza, oh Dio, timore non avrò. So che il debole farai vincitore. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia in te. Di un piccolo pastore tu hai fatto un re, la mia vita io consegno per Signore. E insieme a te, senza paura, vittorioso sono nel nome del Signore. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia in te. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia in te. Alzerò la voce, griderò e poi lo loderò. Il suo nome solo innalzerò. Gesù, Gesù. Alzerò la voce, griderò e poi lo loderò. Il suo nome solo innalzerò. Gesù, dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia in te. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia in te. Affronterò i giganti con fiducia in te. Alleluia. Amen. Signore nostro Dio, ti ringraziamo Padre di questa parola meravigliosa, Signore, che sempre tu hai per noi, Signore, rivelata tramite la tua parola, Signore, la Bibbia sacra. Dio, ti ringraziamo adesso per queste offerte, per queste decime, Signore. Moltiplica, Signore, la casa di quei che ci hanno donato e anche fai con che questo valore, Signore,
siano per sviluppare, Signore, la tua opera qua, in questo posto, in questo paese, Signore, sempre avanti, nel nome santo di Gesù Cristo. Amen e amen. Ok, gli avvisi. Ciao campeggio, manca ancora, c'è spazio ancora? Siamo con quasi 2 posti ancora, siamo quasi 50 ragazzi iscritti, grazie a Dio. Pregate per questo campeggio di 5 a 10 di settembre, ok? Non dimenticare anche, avremo un culto qua e dopo faremo battesimo il 4 settembre, penso che faremo su Piave e come voi sapete, quando c'è battesimo nella nostra chiesa c'è la pioggia, ok? Così potete aspettare le altre 2 settimane per la pioggia. Così 4 di settembre, battesimo, faremo sul Piave. Faremo là un picnic e possiamo stare come l'anno scorso, tutti insieme lì e stare insieme con i fratelli e sorelle, ok? Gli studi sono fermi adesso, ritorniamo da settembre in poi, seconda settimana, ma incontro di preghiera continuiamo. Domani, giovedì e martedì stiamo sempre in questo incontro di preghiera, ok? Ok, non sono dimenticato nessun avviso. Ok, grazie per tutti. Oggi grazie a una famiglia là di Verona che è venuta con noi. Dio vi benedica e sempre vivendo questa grande fede di Davide, di Mosè, di Daniele e questi cristiani. Grazie a tutti i ospiti oggi, tanti qua con noi. Che Dio vi benedica a tutti voi, sempre vivendo questa grande esperienza con il Signore. E preghiamo per la nostra comunità, fortificata nel Signore e manifestando la sua gloria. Dio vi benedica, un abbraccio. Ciao.